Chuck 1 Robert, barzelletta prima. Vai. Secondo me. Oh, sapevi perché i nani devono più spiaggiare i nani? E sai, devo più spiaggiare, perché quando ci mette a scurizzare, che fa sapere occhi. Wait, da. Stop. Chuck si gira, Pierino 2. Pierino, qualche Pierino io a scuola, la maestra gli diceva, compagni, sapete la storia della verità? E il Pierino salta fuori e dice, maestra, assomiglia la storia della verità. Fa, maestra, Pierino, dica la storia della verità. Fa, non posso dire davanti a tutti. Fa, Pierino, faccia il spiritoso, dire davanti a tutti, no, Pierino, mi vergogno di dire davanti agli altri. Fa Pierino, è davanti a sua cattedra, maestra gli dice, maestra, Pierino, dimmi la storia verità. Maestra, io non posso dire davanti a tutti, posso dire sottovoce. Vabbè dai, ti parla sottovoce. E dice, vabbè, la maestra capisce, ti che c'è la palmanina, Pierino, porta di dentro la lavagna, ti che si mette a cavarsi su bravo murante e fa, maestra, questa è la storia verità, ma adesso sei tutte bai. Questa Via. Italia 1. Bisogna guardare. Lei pure racconta. Ahí fa la mattina Pierino, che è in macchina con sua mamma. Lei e sua mamma si ferma in un distributore, sa che c'è benzina verde, gasolio e blu diesel, vabbè. Lei che Pierino nel suo tappo della macchina che benzina verde, no, lui fa il pieno del gasolio e mette dentro. Dopo sua mamma che paga il distributore e ci passa via. Lei che va per un par di metri, che la macchina attacca strappare, fa, Pierino, cosa c'è la macchina? Fa, c'ha un problema di motore, va avanti, e attacca a strappare, tanto il trio ha una fumara bianca, e vai, una fumara bianca, vabbè la macchina si mette a morire sul posto, fa, sua mamma, cosa è successo? Mamma, ho appena chiamato i pompieri. Beh, io ero già questi diversi. Questo è l'RMX. Diventa diverso, Beh, però insomma. ha il suo, cioè, Che è un per Io direi quasi blu no. no, ma Enrico questi, quelli entrati a mattina con magliettina bianca. Sì, sì, spetta. spettenà. Esatto, con i uccelini di osso, che parla, lui a voce sua, te, Sì, sì. uguale, preciso. Forte, cioè strano quel tipo lì. Dopo magari ti vedere tre film del film, bianco e nero del 1930. Sì, fai là, tutti i sottotitoli, no? Sì. Ma può essere interessante, se piace magari un genere. Che personaggio lì mi ha sempre spaventato e affascinato. Sì, ma non capisco perché non parla in diretta. Cioè lui deve Lui che capivo, lei è un critico cinematografico e secondo me Ma so fammi vedere.